Pace e bene a voi presenti e a quanti sono in collegamento televisivo con il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto Lodate Dio, che troviamo al numero 13. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi, in questo primo giorno della novena che ci accompagna a celebrare la festa di San Leopoldo, la Chiesa ci pone a figura e immagine San Filippo e Giacomo, apostoli, tra i primi ad aver seguito il Signore, aver creduto alla sua parola. Anche noi allora vogliamo ascoltare il suo lieto annunzio, metterci alla sua sequela e raggiungere il regno dei cieli. E vogliamo farlo chiedendo innanzitutto il suo aiuto e il suo perdono. Signore, che sei l'eterno sacerdote della nuova alleanza, Kyrie eleison. Cristo, che ci edifichi come pietre vive in Tempio Santo di Dio, Christe eleison. Signore, che ci fai concittadini dei santi nel regno dei cieli, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Amati dal Signore, noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Re del cielo. Abbi pietà di noi, tu togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen. Preghiamo. O Dio, che ogni anno ci rallegri con la festa degli Apostoli Filippo e Giacomo, per le loro preghiere concedi a noi di partecipare al mistero della morte e risurrezione del tuo Figlio unigenito, per giungere alla visione eterna del tuo volto. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Vi proclamo, fratelli, il Vangelo che vi ho annunciato e che voi avete ricevuto, nel quale restate saldi e dal quale siete salvati,
se lo mantenete come ve l'ho annunciato, a meno che non abbiate creduto invano. A voi, fratelli, ho trasmesso anzitutto quello che anch'io ho ricevuto, cioè che Cristo morì per i nostri peccati secondo le Scritture e che fu sepolto e che è risorto il terzo giorno secondo le Scritture e che apparve a Cefa e quindi ai 12. In seguito apparve a più di 500 fratelli in una sola volta. La maggior parte di essi vive ancora, mentre alcuni sono morti. Inoltre apparve a Giacomo e quindi a tutti gli apostoli. Ultimo fra tutti apparve anche a me. Parola di Dio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. I cieli narrano la gloria di Dio. L'opera delle sue mani annuncia il firmamento. Il giorno al giorno ne affida il racconto e la notte alla notte ne trasmette notizia. Dalla terra si diffonde il loro annuncio. Senza linguaggio, senza parole, senza che si oda la loro voce, per tutta la terra si diffonde il loro annuncio e ai confini del mondo il loro messaggio. Per tutta la terra si diffonde il loro annuncio. Alleluia, 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 Io sono la via, la verità e la vita, dice il Signore. Filippo, chi ha visto me, ha visto il Padre. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Giovanni. Gloria a te, o Signore. In quel tempo disse Gesù a Tommaso: Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Se avete conosciuto me, conoscerete anche il Padre mio. Fin da ora lo conoscete e lo avete veduto. Gli disse Filippo: Signore, mostraci il Padre e ci basta. Gli rispose Gesù: Da tanto tempo sono con voi e tu non mi hai conosciuto, Filippo? Chi ha visto me ha visto il Padre. Come puoi tu dire: mostraci il Padre? Non credi che io sono nel Padre e il Padre è in me? Le parole che io vi dico non le dico da me stesso, ma il Padre che rimane in me compie le sue opere. Credete a me, io sono nel Padre e il Padre è in me. Se non ha altro, credetelo per le opere stesse. In verità, io vi dico, chi crede in me, anche egli compirà le opere che io compio, e ne compirà di più grandi di queste, perché io vado al Padre. E qualunque cosa chiederete nel mio nome, la farò, perché il Padre sia glorificato nel Figlio. Se mi chiederete qualche cosa nel mio nome, io
la farò. Parola del Signore. Lode a te. Questa mattina vorrei sottolineare insieme con voi l'universalità dell'annunzio cristiano e l'estemporaneità, cioè non ha né tempo né giorno, sempre c'è un annunzio ed è per tutti. Ci viene raccontato così come il Signore, prendendo spunto dagli Atti degli Apostoli, della lettera di Paolo, come il Signore appunto si è manifestato prima ai discepoli, poi ai lontani e poi addirittura a Paolo, che era addirittura fuori da coloro che già seguivano il Signore. Filippo è tra i primi, anzi addirittura tra i primissimi, perché seguiva Giovanni il Battista e poi ha incontrato il Signore. Quindi questo annunzio cristiano è senza tempo ed è per tutti. Ma essendo proprio senza tempo e per tutti, vuol dire che è anche per noi oggi che siamo qui. Non dobbiamo cercare null'altro se non quella testimonianza vera e concreta che ci viene da chi ci è seduto proprio accanto questa mattina. Non è più un estraneo, ma è un fratello come me, che ha ascoltato la parola del Signore, che ne ha visto le opere e che la testimonia. Quanto bello è poter girarsi da un lato o dall'altro, camminare per strada e dire: tu sei volto di Dio. Tu mi testimoni che il Signore ancora compie opere grandi. Signore, mostraci il Padre, ci basta. E il Signore ci dice: guardati intorno, accorgiti di chi ti ho messo accanto e attraverso di lui potrai vedere il volto di Dio che ancora compie opere meravigliose. Se poi, incontrando e riconoscendo nel volto dell'altro il volto di Dio, chiederemo qualsiasi cosa al Signore nel suo nome, Egli ce la concederà. Perché ci ha dato questa capacità, questa forza, non solo di rivolgerci a Lui con la preghiera, ma proprio essere anche noi operatori di pace, essere operatori di giustizia, essere operatori di quel bene che viene dall'alto. Solo con la forza di quell'amore che ci unisce, che ci contraddistingue. Tutti insieme noi possiamo fare il volto di Dio che ancora opera e agisce. Questo ci dice oggi Filippo, questo ci racconta Giacomo. Noi siamo immagine di Dio e possiamo compiere le opere che compie il Padre perché siamo un unico corpo, guidati da un unico capo. Abbiamo quindi Cristo che ci guida e noi siamo sue membra, siamo parte della sua Chiesa e quindi insieme con Lui possiamo fare cose veramente grandi. Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente.
Accogli, o Signore, i doni che ti presentiamo nella festa degli Apostoli Filippo e Giacomo e concedi anche a noi di servirti con una fede pura e senza macchia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi, in alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, per Cristo, Signore nostro. Tu hai stabilito la tua Chiesa sul fondamento degli Apostoli, perché sulla terra sia segno visibile della tua santità nei secoli e trasmetta a tutti gli uomini gli insegnamenti che sono via al cielo. Per questo mistero di salvezza, uniti a tutte le schiere degli angeli, ora e sempre, con cuore riconoscente, proclamiamo nel canto la tua lode. Sono pieni della tua gloria, Osanna, Osanna, Osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore, Osanna. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte del Signore, Proclamiamo la risurrezione nella attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore e unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. In modo particolare di Rosa, Giuseppe, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbia misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo, Santiago, San Giacomo e Filippo, e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio,
canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati da quell'unico Spirito che ci rende figli e quindi fratelli, fiduciosi ci rivolgiamo a Dio dicendo insieme: Padre nostro, Che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. dacci Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. tua regno, tua la potenza e la gloria. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio, che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, abbi pietà. Agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, dona a noi la pace. ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto la parola e io sarò salvato. Comunione spirituale. Gesù mio, credo che tu sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e desidero essere in comunione con te. Non potendo ora riceverti sacramentalmente, ti prego, vieni spiritualmente nel mio cuore. Santifica la mia anima, custodisci il mio corpo e fa che, nutrito di te spiritualmente, possa compiere con amore la tua volontà e che niente possa mai separarmi dal tuo amore. Amen. Come Maria, al numero 52. Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo. Vogliamo vivere
Preghiamo. Per questi santi doni che abbiamo ricevuto, purifica, o Padre, i nostri cuori, perché in unione con gli Apostoli Filippo e Giacomo contempliamo nel tuo Figlio e possiamo giungere alla vita eterna. Per Cristo nostro Signore. O Signore Gesù, nostro Creatore e Salvatore, nella tua vita terrena ti sei fatto vicino ai malati e agli sfiduciati. Guarda con compassione coloro che soffrono a causa del tumore. Assisti quanti sono a servizio della salute e della vita. Sappiano coniugare sempre la competenza professionale con una premurosa disponibilità. Illumina i ricercatori nella scoperta di nuove cure. O San Leopoldo, tu hai consolato tutti coloro che si accostavano a te e li affidavi alla Vergine Maria. Fa che nella grande preoccupazione per questa malattia fiorisca la gratitudine per la vita e la speranza che la salute ritorni. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Con un'intenzione particolare alla San Leopoldo, di cui iniziamo oggi la novena, il Signore vi accompagni e andate in pace. Inno a San Leopoldo, servo di Maria, 191, prima e ultima strofa. O San Leopoldo, che tanto amasti la dolce Madre Immacolata, ora che in cielo le sei vicino, prega che regni nel mondo in cui
Sancti,